Buongiorno a tutti ragazzi, da domani, ma anche se per questo già oggi, maltempo diciamo al sud, mentre farà la comparsa della neve al nord, quindi in effetti a partire già da oggi in effetti ci, dov- ci dovrebbe stare la neve già nelle Alpi, prealpi, forse sulla dorsale toscano-emiliano, quindi in effetti dovrebbe già fare la neve a partire già da stamattina, cosa che ho controllato e pare che già alcune persone mi hanno commentato che non è che sta facendo proprio la neve esagerata, però 5-6 centimetri ci sono. Quindi mentre al sud ragazzi e pure il centro sarà pioggia insistente come diciamo è stato previsto, quindi come avevo detto potete vedere anche qua a Salerno ragazzi, piove di brutto da stanotte e dicono che da giovedì purtroppo il centro-sud sarà investito da questo forte vento di beccio e maltempo, mentre al nord sarà molto più stabile però a tratti nevoso, quindi potrà fare la neve anche a basse quote. In alta quota sicuramente lo farà, quindi si tratta solo di una questione di altitudine, quindi può darsi che a fine settimana si abbassa anche la quota, quindi possa fare nevicate anche a bassa quota, quindi poi dipenderà da tutto, da come si metterà. Mentre il centro e il sud ragazzi, questa scena qui tipo pioggia come sta qua a Salerno oggi, che sta piovendo da ieri sera qua, quindi in effetti il meteo è destinato a essere così, quindi nord ci saranno nevicate forse anche a bassa quota, ad alta quota ci saranno al 100%, poi al centro e al sud ragazzi pioggia, forte vento di ribeccia, tempeste, queste cose qua comunque, quindi una settimana diciamo proprio brutta, però parliamoci chiaro, ci voleva un po', dai, specialmente a sud che non pioveva da un sacco di tempo, ci voleva. A nord invece, come al solito, comparirà la prima neve, quindi è giusto che sia perché è sempre stato così, quindi diciamo che è più che normale. Vi auguro buona giornata a tutti ragazzi e come sempre ci aggiorneremo man mano. Ciao a tutti.